Giorno di esami. Vabbè, dai, sono pronto. 17 giugno. Tornare a scuola è bello. Certo, tornare per gli esami di Stato un po' meno, però dai, bello lo stesso. Ci sono molte norme da rispettare. Lui è Marco. Solo una persona può assistere ai miei colloqui e io ho scelto lui per farlo. Manteniamo la distanza di sicurezza e ci dirigiamo verso l'ingresso. Aspettiamo il nostro turno. Disinfettiamo le mani. E compiliamo l'autocertificazione con cui dichiariamo di non presentare febbre superiore ai 37 gradi e mezzo, di non essere stati in quarantena nei precedenti 14 giorni e di non essere stati in contatto con persone positive. Un collaboratore scolastico ci porta all'aula d'esame. Buongiorno. Com'era? No, molto semplice, abbastanza bene. Dicono tutti così. Bene ragazzi, adesso potete togliere la mascherina. Tutte le superfici sono state igienizzate prima del vostro arrivo e saranno igienizzate di nuovo alla vostra uscita. Sì, mi scusi, ragazzi, devo fare l'esame, ci vediamo dopo. Durante l'esame i candidati avranno a disposizione un computer. Tutti i presenti in aula dovranno mantenersi a una distanza di 2 metri l'uno dall'altro e indossare la mascherina. L'esame sarà composto di una discussione sull'elaborato che riguarda le materie di indirizzo, una discussione di un breve testo di letteratura italiana, l'analisi pluridisciplinare di materiale scelto dalla commissione, seguito dall'esposizione dell'esperienza di PCTO e infine da domande su cittadinanza e Costituzione. Vabbè, che volessi cioè è anchissimo. Vabbè. Sì. Ma non è il cappello, dov'è il cappello? Il cappello? Non so di cosa tu stai parlando, andiamo. Vabbè, spiegacelo nei commenti. Sì.